Mani di rosa. Le ragazze cinesi stanno là, notte e giorno, chiuse nel semibuio delle camerette, prigioniere di un congegno di mercato, obbedienti al gestore, il padre padrone. Le ragazze accarezzano la pelle del pagante con movimenti sapienti, con cortesia sorridono, sfiorano gli occhi del consumatore ad intuirne il consenso, il grado di appagamento. Matteo dice che nel regno dei cieli loro andranno avanti, intanto annegano le mani nel sudore e negli umori del cliente. Il cielo sta fuori, in alto, e non dice niente. Roxy Bar. Una donna gioca con le macchinette. Tiene d'occhio la carrozzina piantata in mezzo al bar. Il cinese gentile al bancone fa il caffè. Grazie, prego. €1. Sorride, lava le tazzine. Dal maxi schermo il frastuono assordante di un concerto rock. Una ragazza guarda fuori se piove ancora, fuma, aspetta qualcuno, o forse no. Esce sotto il tendone fradicio d'acqua sporca. Si accende un'altra sigaretta. A tratti i colpi secchi della macchinetta. La donna impreca, non ha mai vinto niente. Tutto è come sempre, nessuna apparizione, nessun colpo improvviso di vento, solo pioggia che scende. Il bambino nella carrozzina adesso piange. La donna gli grida di star buono, che lei ha da fare. Riprende a giocare, borbottando piano. Non è inferno, né paradiso, probabilmente neanche purgatorio. È il nostro usuale galleggiamento, il pane quotidiano. Niente di più, niente di meno.